Un'interessante iniziativa è stata presentata ieri nel corso di uno speciale a TVA realizzato dalla nostra emittente con ospiti in studio Giovanni Parisi, imprenditore agrigentino, Gianni Provenzano, artista e Beniamino Biondi, operatore culturale. Già si pensa al post-Covid con una serie di eventi che si andranno a realizzare, denominati Agrigento 2025. Un progetto molto ambizioso, in quanto partiremo appena il Covid ce lo consentirà, però dietro le quinte già stiamo lavorando ed è un contenitore abbastanza pieno di iniziative, tutto legato alla città di Agrigento. Agrigento ha festeggiato, diciamo tra virgolette, l'anno scorso 2600 anni di storia, però questo non toglie che possiamo anche festeggiarla anche dopo il 2020. E ho tratto spunto da questo anniversario e dall'almanacco Vive Agrigento che io avevo prodotto negli anni passati. Avevo prodotto 3 volumi, 3 almanacchi, e da questi volumi ho messo su una serie di iniziative che tendono a valorizzare, a far conoscere la città di Agrigento sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista turistico. Agrigento intesa come centro storico, Agrigento intesa come Valle dei Templi e Agrigento intesa come personaggi storici che hanno lasciato un profondo solco in questa città, in vari ambiti. E iniziando con l'almanacco che conterrà tutte queste notizie, un almanacco di 440 pagine, con all'interno tutti i giorni della settimana, e per ogni giorno della settimana ci sarà una scheda che parlerà o del centro storico o della valle o dei personaggi e di tante altre cose. Ecco, partiremo con l'almanacco, dopodiché inizieremo il progetto più importante, che è la realizzazione, ecco qua ne abbiamo una per esempio, la realizzazione di una cinquantina di sagome in ferro, tutte che verranno dipinte dal maestro Provenzano e saranno riprodotte su una sagoma in ferro, alte 2 metri, e le collegheremo nelle varie ville che ci sono a Agrigento, cominciato dalla villa Bonfigli e coinvolgendo anche qualche altra villa che Agrigento ha. Insomma, in vari posti della città. Ecco, fermo restando, diciamo, certo, le autorizzazioni comunali e dell'amministrazione. Ecco, queste sagome rappresentano la storia di Agrigento, dalla fondazione fino ai primi del Novecento. Noi abbiamo avuto diversi personaggi importanti, dai fondatori, Pistillo e Aristide, a Foderà, per esempio, Pirandello, e passando anche per qualche nomi noti, insomma, nomi noti di Agrigento. e nomi meno noti, ma altrettanto importanti. Io ho scoperto, per esempio, che Agrigento ha 3 medaglie d'oro al valor militare, cioè persone che magari ormai sono sparite dalla memoria degli agrigentini. Prendiamo per esempio Ardicastro, che è stato il mecenate che ha messo sulla Valle dei Templi per come la vediamo oggi noi. Parliamo di Piero Marconi, di Foderà, di Gallo, l'onorevole Gallo, che è stato presidente della Camera e anche ministro più di una volta. Cioè, ecco, tutta una serie di nomi che vogliamo lasciarli, mettendoli in queste ville, a futura memoria degli agrigentini e anche per farli conoscere ai ragazzi, specialmente ai ragazzi, e perché no, creare questa mostra, diciamo, permanente che diventa una sorta di itinerario turistico. Ecco,